Salve a tutti, sono il dottor Placentino Filippo, sono un cardiologo che si occupa in particolar modo del trattamento delle aritmie cardiache e dell'impianto dei pacemaker e defibrillatori. In questo video vi parlerò di una patologia polmonare che può causare diversi effetti avversi sul cuore e sto parlando delle apnee ostruttive del sonno. Vi invito a seguire altri video simili a questo sulle mie pagine Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Perché da cardiologo e aritmologo parlo delle apnee ostruttive del sonno? Perché queste apnee è noto ormai da tempo che aumentano il rischio del 140% di sviluppare insufficienza cardiaca, del 60% il rischio di sviluppare ictus cerebrale e del 30% di sviluppare una patologia coronarica, cioè dei vasi del cuore. Inoltre, le apnee ostruttive del sonno aumentano il rischio e predispongono ad avere ipertensione arteriosa e anche diabete, che sono a loro volta dei fattori predisponenti per un'aritmia che è la fibrillazione atriale. Infatti, in campo aritmologico, le apnee ostruttive del sonno vengono tenute molto in considerazione, in quanto possono aumentare fino a 4 volte il rischio di sviluppare la fibrillazione atriale e, indipendentemente dalla fibrillazione atriale, possono triggerare, possono far venire altre aritmie, soprattutto delle bradiaritmie e delle pause cardiache. Le apnee ostruttive del sonno sono caratterizzate da una ostruzione parziale o completa delle alte vie respiratorie. Queste portano a una interruzione della respirazione, a una ipopnea o apnea di almeno 10 secondi. Queste ipopnee o apnee sono seguite da un risveglio e poi da una iperpnea, cioè un'aumentata frequenza respiratoria compensatoria. Il sintomo più classico è la sonnolenza diurna, soprattutto nelle forme più gravi, ma altri sintomi sono il russamento, il mal di testa mattutino e ancora l'irrequietezza e i numerosi risvegli. Spesso è difficile diagnosticare le apnee del sonno perché chi ne è affetto non si accorge dei risvegli notturni. La diagnosi si basa sull'anamnesi del sonno che spesso viene fornita da chi dorme insieme alla persona che ne è affetta e dalla polisonnografia. Se si escludono le forme funzionali e le malformazioni, le alterazioni anatomiche delle alte vie respiratorie, l'apnea del sonno è principalmente causata dall'obesità. L'obesità, infatti, aumenta di 7 volte il rischio di poter sviluppare le apnee del sonno. Altri fattori di rischio sono il consumo di bevande alcoliche, soprattutto prima di andare a dormire, l'abitudine al fumo e ancora l'utilizzo di sonniferi come le forme familiari delle apnee ostruttive del sonno. Il trattamento delle apnee ostruttive del sonno prevede sicuramente la perdita di peso nelle persone che sono in sovrappeso o obese. Spesso è necessario ricorrere inoltre alla CPAP. La CPAP è un dispositivo che eroga una pressione positiva continua all'interno delle vie aeree. Questa pressione positiva, erogata attraverso una mascherina che copre la bocca e o il naso, evita che le vie respiratorie collassino e quindi non si ha l'apnea. Alcuni studi hanno dimostrato che la CPAP può ridurre il rischio di recidiva della fibrillazione atriale, mentre altri studi non ne hanno confermato questi risultati. Tuttavia, riconoscere e trattare le apnee del sonno è comunque molto importante per tutti gli altri benefici che porta e ricordiamo che anche le apnee del sonno sono una delle prime cause di incidenti automobilistici proprio per la sonnolenza diurna. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a mettere mi piace e a condividerlo.
Potete seguire altri video simili a questo sulle mie pagine Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Ricapitolando, in questo video abbiamo visto come le apnee ostruttive del sonno possono aumentare il rischio di sviluppare insufficienza cardiaca, ictus cerebrale, problemi coronari, cioè i vasi del cuore, e anche di sviluppare aritmie come la fibrillazione atriale. I sintomi delle apnee ostruttive del sonno sono soprattutto la sonnolenza diurna, l'irritabilità, i mal di testa mattutini e i frequenti risvegli notturni. L'obesità rappresenta il principale fattore di rischio e pertanto deve essere trattato. Inoltre, in base alla polisonnografia, si valuta l'utilizzo della CPAP. Grazie per avermi seguito e buona salute a tutti.